Ben ritrovati, dopo la pausa pubblicitaria ritorniamo a collegarci con Neuchâtel e con il presidente Personeni. A Personeni volevo chiedere cortesemente un riassunto di quanto emerso dal tavolo tecnico turismo delle radici che si è tenuto nei mesi scorsi proprio in Regione Lombardia. Allora, innanzitutto sono stati diversi i rappresentanti di tutta Italia. Della Lombardia purtroppo vi erano solo i mantovani e i bergamaschi e questo è un peccato perché credo che il problema dell'emigrazione, l'abbiamo detto, questa trasmissione permette proprio di evidenziare che vi sono delle problematiche e che soprattutto non vanno dimenticati e che comunque i nostri emigranti possono essere, anzi sono una risorsa. Ora abbiamo due tappe, 2023 è appunto l'anno che Bergamo, Brescia è capitale della cultura, 2024 sarà l'anno del turismo delle radici. Noi abbiamo nel mondo una seconda Italia, abbiamo quasi tra i 70 e gli 80 milioni di italici, chiamiamoli così, che sono all'estero e quindi sono prima, seconda, terza, quarta generazione e il Ministero già da 2 anni a questa parte, perché se ne parla da tempo, ha deciso di organizzare quest'anno per fare rientrare il più possibile di questi milioni di oriundi italiani, di italici, nei nostri paesi, nei paesi di origine, perché guarda caso poi questi emigranti, le loro origini non sono generalmente della città o dei centri avvantaggiati, ma sono dei paesi più piccoli, delle frazioni piccole, addirittura magari in particolare zone di montagna, dei comuni di montagna dove oggi come oggi le popolazioni sono diventate meno della metà perché appunto causa l'emigrazione. Non vi è ancora dei programmi specifici, verranno svolti nel 2023, in previsione 2024, l'importante è che il Ministero, adesso siamo fermi in attesa che riprenderà a camminare il nuovo Ministro, per organizzare manifestazioni in tutta Italia. Ricordo che a Genova è stato inaugurato pochi mesi fa il Museo dell'Emigrazione. Noi, Ente Bergamaschi nel Mondo, assieme a pochi altri, siamo soci, siamo partner di questo Museo dell'Emigrazione e quindi anche questa è una cosa importante che dovremo valorizzare e far conoscere. Tra l'altro la sede di questo museo è proprio dove venivano ammassati tutti gli emigranti che aspettavano le navi, i piroscafi, prima di partire, è all'interno proprio di questa sede storica dell'emigrazione. Quindi noi dovremo, e qui sarà importante collaborare con la regione e con i comuni grandi, ma forse anche meglio con la provincia, dovremo individuare assieme, organizzare un gruppo di lavoro e decidere cosa fare. La richiesta maggiore che prevediamo sarà quella di ricevere tantissime richieste di persone che ci chiederanno le loro origini. Già sta avvenendo, quindi attraverso il cognome, attraverso pochi dati che hanno, è quello di dire ma io di dove sono? Racconto un piccolo aneddoto. Qualche mese fa un signore si presenta dal benzinaio, il benzinaio gli dice questo è trasferito in Francia, in un francese un po' così, cioè in francese ma il benzinaio in un francese un po' così, sono riusciti a spiegarsi, il benzinaio mi ha chiamato e alla fine questo signore cercava la casa di origine, in base alle indicazioni siamo riusciti a trovare, tra l'altro una casa fuori uso, mezza crollata eccetera, però contentissimo perché aveva ritrovato indirettamente le sue origini e si ricordava che da bambino aveva trascorso qualche mese, qualche ricordo di infanzia l'aveva lì. Sicuramente la maggiore richiesta che avremo saranno questo che dovremo andare ad assuefare. Affiancato a questo dovremo organizzare le manifestazioni specifiche. Ovviamente le visite guidate saranno un'altra cosa importante, non solo però di città di Bergamo, ma anche dei grandi centri che abbiamo nella nostra provincia di Bergamo. Signora Valeria, lei a settembre è stata invitata all'Ambasciata d'Italia per le elezioni del CGIE. Vuole spiegarci innanzitutto il perché hanno scelto lei
e che importanza ha questa associazione di cui ripeto solo proprio l'acronimo CGIE? Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, CGIE. Quindi sono stata richiamata perché nel 2015 avevo già fatto funzione dell'ufficio presidenziale, quindi allora mi hanno proposto se potevo farlo ancora una volta, visto l'esperienza che avevo avuto in quell'anno, ho detto perché no? E poi hanno scelto Neuchâtel, perché ero la sola rappresentante del cantone di Neuchâtel, proprio una bergamasca. Perché? Perché Bergamo e i bergamaschi sono, come ho detto prima, il circolo numero 1 attualmente, siamo molto più numerosi. Le altre associazioni sono via via sono svaniti, insomma, non esistono più. E se ci sono uno o due, ma sono con 10-20 persone, non così tanti come siamo noi. Il motivo anche in più perché rappresento la federazione, quindi essendo una federazione, avendo i 9 circoli, e allora mi hanno scelto per questo motivo. Ecco questo. E poi come l'ho detto, alla nascita del circolo e anche la nascita della federazione all'ambasciata, quindi ci siamo detti noi esistiamo, quindi ecco il motivo perché hanno scelto me voilà, per questo motivo. Rappresentavo per loro i bergamaschi. Ma lei è anche cavaliere, se non vado errato. Pare di sì. No, non faccia la modesta, cioè, penso che sia un motivo d'orgoglio anche per lei aver raggiunto questo traguardo non indifferente, anche se abbiamo il presidente Personeni che è commendatore, però essendo Sì. presidente di tutto l'ente è plausibile. Però complimenti per quanto riguarda il suo cavalierato. Ma nei suoi Grazie. progetti a breve cosa c'è, signora Beh, Valeria? a breve mi piacerebbe andare come l'anno prossimo, come ha annunciato il non l'ambasciatore, no, il commendatore Personeni, di venire a Bergamo, che saremo invitati, insomma, che io possa organizzare delle corriere e poter che sia come a Valerio Bettoni quando ero presidente come si chiama? Eh, ricordami, era presidente del no, comune di Bergamo, del Carlo. Io? Cos'era? Sì, Del Vima, Valerio Bettoni. No, Valerio Bettoni. Cosa ha fatto? Faceva presidente i della provincia, presidente della della provincia. provincia. Esatto, allora invitava tutti gli italiani, i bergamaschi, tutto. È stata una cosa meravigliosa. Con lì abbiamo avuto, una volta ho portato 2 corriere, dunque 100 persone, ed ero l'unica che avevo portato così tanta gente. Quindi è bello perché ecco, si mantiene anche come si dice, la città di Bergamo, e l'hanno visitata, siamo andati alla musea ultimamente, grazie ancora a Carlo Personeni, veramente siamo stati di nuovo poco fa alla Cornamusa, vedere anche a mio figlio, e quindi trovo che è meraviglioso, il nostro Bergamo è veramente meraviglioso. E quindi questa è una cosa, e se potrebbe fare delle corriere a Bergamo, visitare questo incontro con Bergamo, Brescia e tutto, sarebbe una bella cosa, perché me lo chiedono, mi dice allora non si fa ancora dei viaggi, dico ma aspettiamo, c'è qualcosa in vista, dico ma però ancora non so niente di preciso, vedremo, ecco, di poter annunciare ai miei soci, insomma, ecco. Questo mi piacerebbe, e questo Beh, lo dico al nostro presidente. ecco, io spero che il Presidente risponda adesso, visto che deve metterci Rispondo la subito. faccia. Rispondo subito. Valeria questa richiesta l'ha già fatta indirettamente, ma è una richiesta legittima, ci sta, e ci stiamo organizzando, stiamo valutando. Il problema, non voglio riportarlo sulle risorse, 15-20 anni fa Valerio Bettoni, che fa parte del nostro direttivo, perché Valerio Bettoni è nel nostro direttivo,
dei bergamaschi al mondo, non soltanto ha organizzato un'accoglienza fantastica, ma ad ogni presente ha fatto un regalo alle signore e un regalo ai maschietti. Erano anni diversi, erano tempi diversi. Oggi come oggi il problema è questo, che vi sono evidentemente dei costi che dobbiamo organizzare. Quindi se passasse quella legge regionale e riuscissimo a recuperare qualche risorsa lì, se la provincia di Bergamo, che ci sta aiutando ma è disposta a fare un ulteriore sforzo, se la Camera di Commercio entrasse nell'ottica di continuare ad aiutarci e magari altri sponsor, evidentemente noi riusciamo ad organizzare con dei costi minimi per quanto riguarda coloro che devono venire, perché evidentemente non tutti hanno la possibilità di spendere determinate cifre, perché chiaramente c'è la trasferta, ci sono i pranzi, c'è l'alloggio, ci sono le visite, ci sono certi costi e quindi, che poi non è che una visita la fai, parti al mattino e torni la sera, evidentemente sono visite di 2 o 3 giorni. Però la richiesta, ripeto, è legittima, è doveroso da parte nostra verificare e portare la soluzione a breve. Signor Barbagallo, lei che cosa chiede al Presidente? Ne approfitti, ne approfitti. Quello che chiede Valeria è giusto. Secondo me avevo organizzato il viaggio, l'unico viaggio che ho fatto io a Bergamo, abbiamo organizzato dal circolo. La problematica che abbiamo è che il nostro circolo sono molto anziani. La difficoltà di spostarsi è quella che è con l'età. Farsi un viaggio di 1 settimana, 2 settimane sono sempre molto difficili, che sia nel costo che sia nella salute. Sono gente che vanno anche regolarmente a Bergamo a vedere la famiglia. Allora, organizzare un viaggio per i bergamaschi che ci vanno 2, 3, 4 volte all'anno è bello farlo insieme, ma è sempre più difficile trovare il momento giusto per farlo. Dove è importante questa organizzazione è per i giovani, secondo me. Se si può fare un viaggio che sia con una corriera, con 2, non è, i mezzi sono quelli che possiamo mettere da parte, è là che dobbiamo coinvolgere i giovani, di fare un viaggio sia di 2 o di 3 giorni per fare visitare o rivisitare Bergamo, farci riprendere gusto ai giovani di dove. E là per me l'importante della corriera è quello là, è di cercare di incontrare i giovani, venite, si organizza qualcosa che sia di 2 o di 3 giorni, qualsiasi cosa è, e secondo me l'importante è di farli coinvolgere, se non è nel nostro circolo, almeno nell'ambiente di dove vengono, di Bergamo. Soprattutto quello di non dimenticare di dove vengono. Qualcosa di culturale che vorreste avere l'anno prossimo? Uno spettacolo? Che cosa? Qualcosa che vi ricordi le origini e alcune tradizioni magari? A me piacerebbe, se posso, se posso vedere un'opera di Gaetano Donizetti, perché in Città Alta ho visto che c'è un teatro, adesso non mi ricordo il suo nome, ma l'ho visto quando ero bambina e che quindi era tutto, cioè non esisteva, c'era una porta, vedevo sempre una porta, e adesso invece dopo 20 anni, come ho citato prima, ho visto che era aperta, però era aperta, era tutta, stavano tutto smantellando, tutta una cosa. Ora, l'ultima volta che sono passata, ho visto che la porta è chiusa, ma è bella, fatta bene, e pare che adesso lì fanno le opere. Non ho mai visto un'opera di Gaetano Donizetti e mi piacerebbe, ecco, scusi, questo è un sogno che mi piacerebbe fare. È un sogno, Mi sono permessa di dirlo. Ma che cosa le manca di più, sia a lei che al signor Barbagallo, dell'Italia? Dell'Italia intera? Beh, cioè, l'Italia è bellissima, questa veramente. Purtroppo il governo non è lo stesso, cioè, ma però se manca di andare a visitare l'Italia una volta all'anno, dopo una volta andato al mare o
visitare la parentela, insomma i parenti e tutto, allora dopo stiamo tranquilli, però dopo di andare a abitarci non ci sento da quella parte. Ma non vi sentite qualche volta un po' abbandonati dalla Molto, politica? dalla politica, sì, sì, Moltissimo, sì. sì. Non dal nostro presidente, no, non siamo abbandonati, anzi, è bello Semmai essere presenti. i rappresentanti sono un po' latitanti della politica, Eh, sì, sì, parecchi della politica, essendo stata presidente del Comites, il Comitato degli Italiani all'estero, e sono stata presidente per parecchi, dunque ogni qualvolta che venivano questi qua senatori, li ho visti tutti, insomma, una buona parte, perché ho fatto tanti anni la presidente qui a Neuchâtel e mi hanno sempre votato, dunque, voilà. E anche il quindi, voto magari. eh? Non venivano a chiedere i voti, no, forse non si votava allora come residenti all'estero. No, no, era del cantone, qui nel cantone noi italiani, tutti italiani, si votavano per il Comites, il Comitato degli Italiani all'estero, si faceva dentro il Parlamento interno, quindi ecco, conoscendo, allora eravamo sempre invitati 2 volte all'anno con l'ambasciatore, ecco per quale quando veniva un Presidente della Repubblica, noi Presidenti dovevamo essere presenti per accogliere i Presidenti della Repubblica, quindi ne ho visti parecchi passare, però parecchi hanno promesso, ma quante promesse, vedrete quando andiamo a Roma, al Parlamento, così, però non è mai stato fatto niente, no. Promesse sì, moltissime, però fatti niente. Questo lo posso dire. Possiamo dire che è delusa allora. Tante Eh, promesse, poche ma promesse quello finite nel libro dei sogni. è esatto, quello è vero. Questo lo posso dire perché l'ho vissuto piano. Ma visto che lei è di Città Alta, non le manca un dolce particolare che era esposto nelle vetrine della Corsa Röla, la via Colleoni? La polenta alla Mariana. Polenta e Andiamo sempre osei di a polenta zucchero. Osei. Sì. Ecco, si Ah, faccia sì. regalare quando venite qui dal presidente Personeni una confezione di polenta osei, quelle che ci sono in Città Alta. Quelli della Maresana, della Mariana, della Mariana. Marianna. E beh, Della... è un bel ricordo, vuol dire che ha ancora gusto di... e se Ah, lo sì. ricorda con gusto. E come? E come? Carlo, Sì, devi presentare nel tuo progetto anche un budget per polenta osei. Bene, intervengo subito. Per quanto riguarda questo, se nelle trasmissioni ne avremo ancora alcune, mi ritrovo un cahier de doléances così lungo, non so come farò se farli tutti, però sono fin qui queste richieste legittime che hanno una giusta logica e sono anche accessibili. Si tratta di organizzare. No, volevo rispondere al discorso del tasto della politica. Noi abbiamo avuto nel governo precedente 2 parlamentari che ci hanno collaborato con noi, che è stato l'onorevole Billi e la Fucsia Frigerald, originaria di Treviglio. Billy abita a Wettingen in Svizzera e la Fucsia era negli Stati Uniti. Ora abbiamo 2 parlamentari, che è ancora Billy, che è stato riconfermato, e Tirelli, che tra l'altro Tirelli bergamasco di origine, e lui è di Botuverà. E quindi noi 2 rappresentanti li abbiamo, siamo già in contatti, organizzeremo un collegamento, una manifestazione con i nostri circoli dove andremo a presentarli e ad ascoltare le loro richieste, il loro cahier de doléances. Quello che a me dà fastidio è questo, che abbiamo detto prima, 80 milioni di italici, abbiamo quasi 6 milioni di italiani iscritti all'AIRE, ma non abbiamo nella Camera un rappresentante per gli emigranti all'estero. Questo non è giusto perché non è stato nominato né un sottosegretario, non pretendo un viceministro, ma comunque né un sottosegretario né un delegato. Stiamo parlando di organizzare 2024 il turismo delle radici, ma politicamente non sapremo chi sarà il referente, magari lo individueranno.
Abbiamo problemi, le votazioni AIRE sono degli iscritti AIRE, il voto all'estero fatto da un bergamasco Tremaglia alcuni anni fa. È stato di tutto e di più è stato fatto negli anni precedenti. Questa volta sembra che il voto sia stato fatto un po' più corretto, perlomeno in Europa sicuramente, in altri stati magari un po' meno. Però perché prima era appannaggio di alcuni personaggi o di alcune organizzazioni. Ma va rivisto perché all'interno di queste liste vi sono persone che non hanno più titolo, non si fanno le verifiche, perché se ogni 5 anni, se ogni 2 anni si iscrivesse alla persona e gli si dicesse tu vuoi continuare ad essere iscritto, e questo risponde sì, lo tengo, altrimenti se non risponde vuol dire che non gliene frega niente. Ed è il caso dei matrimoni misti tra italiani e stranieri, in qualsiasi parte d'Europa del mondo, che nell'arco degli anni si sono divorziati, si sono separati, ma la persona, il coniuge, che non è di origine magari italiana o è dissenziente, continua ad essere iscritto AIRE. È assurdo, non è logico, e quindi questo è importante farlo. L'IMU, l'ho detto, lo dirò e continuerò a dirlo finché non verrà fatta una legge adeguata, non può un emigrante non avere più l'abbattimento della prima casa. È doveroso riconoscergli l'abbattimento di un appartamento della prima casa, come pure la Tari. Bisogna mettere i sindaci in condizioni di applicare lo sconto. Non è che sono i sindaci cattivi, è che i sindaci per poterlo fare devono essere messi in condizioni per farlo. Quando verranno messi in condizioni e il sindaco non lo fa, allora si accuseranno i sindaci. Perché i servizi, i nostri emigranti, li utilizzano un giorno, una settimana, forse un mese all'anno qualcuno, ma non di più, e quindi non possiamo vessarli di gabelle, perché se devono pagare il minimo dell'acqua, il minimo della luce, l'immondizia, l'IMU, eccetera, questi signori svenderanno il loro patrimonio immobiliare e quindi non avremo più quell'aggancio, ma non avremo più l'aggancio neanche con la seconda, con la terza, con la quarta generazione. E ripeto, quando vengono in Italia portano ricchezza perché spendono soldi in quanto turisti comprano i nostri prodotti e li portano all'estero, li reclamizzano. Quindi di questo i nostri parlamentari, ma a qualsiasi livello, dal senatore, dal ministro, dai parlamentari, arrivare ai regionali, ai nostri sindaci, ricordarsi che l'emigrante è una ricchezza, scusate. E dopo questo pistolotto devo dire che veramente Personeni ha guadagnato ulteriori consensi. No, condivido appieno quanto detto dal Presidente perché è giusto, doveroso abolire certi balzelli perché sono ridicoli e soprattutto offendono coloro che hanno dovuto lasciare questa terra che non dava niente a loro, tantomeno il futuro. Ma se nel ritornare, perché amano le loro radici, devono essere nuovamente, diciamo, massacrati da tasse, tassine e tassone, questo non è giusto. Io ricordo che la trasmissione andrà in onda, per quanti riguarda i nostri ascoltatori, in replica domani alle ore 13, poi alle 17 e venerdì alle ore 23. Nel ringraziare i graditissimi ospiti, il Cavaliere Valeria Generoso, da Sita Olta, le dico anche da Sita Olta a Neuchâtel, e il signor Alessandro Barbagallo, grazie per essere intervenuti e in bocca al lupo. Un grazie anche al nostro presidentone Carlo Personeni, sempre attento, attivo e generoso, veramente in tutti i sensi, con tutti voi. Nel lasciarvi vi lascio un 30 secondi di immagini stupende della vostra città. Arrivederci e a presto. Grazie. Grazie mille, grazie a voi. Arrivederci.